Dal Friuli a Roma per chiedere certezze sulle date di riapertura delle proprie attività, una delegazione regionale dei gestori dei pubblici esercizi ha partecipato nella capitale all'assemblea pubblica di FIPE Confcommercio. Medici di medicina generale, sono 20 gli ambiti scoperti in Friuli Venezia Giulia che si punta a coprire con il bando appena pubblicato e nei prossimi 10 anni saranno 471 i dottori ad andare in pensione. Niente rintocchi notturni per le campane di Erto dopo la protesta di alcuni turisti. Oltre 200 parrocchiani scrivono al vescovo per chiedere di intervenire. Sono i battiti del nostro cuore, dicono. Un porto lontano da casa, un approdo sicuro, così si definisce Stella Maris, centro d'ascolto per i marittimi stranieri a Porto Nogaro. Si è spesa per far ripartire la nave Salix, bloccata da mercoledì per irregolarità a bordo. L'attaccante spagnolo Deulofeu è sottoposto oggi ad artroscopia al menisco, almeno un mese di stop, poche speranze di rivederlo in campo quest'anno. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. I gestori dei pubblici esercizi chiedono certezze sulla data di riapertura delle proprie attività. Oggi a Roma, presente una delegazione del Friuli Venezia Giulia, hanno ribadito le proprie ragioni durante un'assemblea che si è svolta in una piazza transennata e circondata dalle forze dell'ordine. A Roma nel corso dell'assemblea straordinaria in piazza San Silvestro organizzata dalla FIPE Confcommercio. Sono 150 le persone che hanno partecipato all'incontro in una piazza transennata e circondata dalle forze dell'ordine, mentre sono centinaia quelle che da tutta Italia si sono collegate per far sentire le richieste di un settore al quale è stata negata per decreto la possibilità di incassare e non è stato fatto alcun decreto per bloccare costi, spese e tasse, commenta il rappresentante della FIPE di Udine Antonio Dalla Mora. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Nazionale Carlo Sangalli, che ha ribadito l'impegno della Confederazione per ottenere dal governo risposte rapide, mentre il presidente nazionale FIPE Lino Stoppani da remoto ha chiesto una data certa per la riapertura in sicurezza. Il mondo della ristorazione, sottolinea Dalla Mora, che era a Roma insieme ai colleghi di Pordenone, Gorizia e Trieste, ha subito sulla propria pelle tante decisioni difficili, incomprensibili, spesso ingiuste in quest'anno drammatico di pandemia, anche se ampiamente dimostrato che non vi è alcun collegamento tra l'apertura dei pubblici esercizi e l'aumento dei contagi. E il futuro parte da un piano vaccini coordinato, diffuso, tempestivo e soprattutto senza incertezze. A proprie spese gli imprenditori del settore si sono adeguati alle misure previste dal governo, ma è servito a ben poco, conclude Dalla Mora, poiché gli ultimi ristori sono stati insufficienti, tardivi, troppo selettivi e hanno escluso buona parte della platea di riferimento. La prossima settimana il Consiglio dei Ministri darà indicazioni sulle riaperture dei pubblici esercizi. Lo ha riferito il Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti alla delegazione della FIPE che ha ricevuto dopo l'assemblea di Piazza San Silvestro a Roma. Il Ministro ha sottolineato che gli indicatori stanno migliorando e che maggio potrebbe essere il mese delle riaperture. E adesso andiamo a vedere qual è la situazione del terziario nel Pordenonese, con un 2020 complicato, certificato dai dati dell'Osservatorio Congiunturale di Confcommercio. Vediamo. Chiusure a intermittenza e crisi dei consumi hanno messo in ginocchio le imprese del terziario di Pordenone, che ciò nonostante dimostrano di avere coraggio e voglia di ripartire. Questa è la sintesi dell'osservatorio congiunturale di Ascom Confcommercio per il Friuli Occidentale, presentata nel corso dell'assemblea straordinaria online da Format Research. Nel corso del 2020 è stato registrato un forte calo delle nascite delle nuove imprese, meno 16% rispetto al 2019, e si è assistito anche a un brusco calo delle cessazioni di impresa, meno 8% di imprese nel Pordenonese, a fronte delle quali tuttavia si stimano circa 400 imprese cosiddette zombie, imprese ormai non più operative ma che non hanno ancora formalizzato la propria condizione. Il calo dei ricavi ha lasciato il segno, l'indicatore presso le imprese del terziario ha perso 13 punti dallo scoppio della crisi, ma si mantiene comunque al di sopra della media regionale. Mediamente un'impresa del terziario pordenonese nel 2020 ha perso il 29% dei ricavi rispetto all'anno precedente. I settori più colpiti sono stati quelli degli alberghi, meno 62%, dei pubblici esercizi, meno 52%,
32% e del commercio al dettaglio non alimentare meno 38%. La sospensione del blocco dei licenziamenti rischia di ridurre in modo significativo gli organici del terziario. Nel 2021 lo shock potrebbe essere pari a meno 11% nella provincia di Pordenone. Per tutti questi motivi è in forte calo il livello di fiducia generale delle imprese del terziario, anche se molti commercianti sono pronti a ripartire, augurandosi solo di poter lavorare, cosa che chiedono con forza al governo da mesi. Hanno ripreso l'attività i saloni di parrucchieri e i centri estetici che adesso, per recuperare il terreno perduto, chiedono di poter aprire anche le domeniche e nei giorni festivi. Una boccata d'ossigeno per un settore molto colpito che ha visto una perdita di fatturato media del 28% per i parrucchieri e del 30% delle estetiste. Riaprono i saloni e le agende sono già piene di appuntamenti. Abbiamo mandato una lettera a tutti i 250 sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia per avere una deroga sulle aperture. Abbiamo potuto aprire il lunedì. Abbiamo delle deroghe fino a 13 ore al giorno, dai, ce la faremo, è un'opportunità. Faremo questo perché dobbiamo contingentare gli ingressi, perciò 2 a testa, questo 2 a testa, arieggiare, igienizzare, dalle maniglie alle poltrone, lo facevamo prima di adesso, ma adesso siamo diventati addirittura maniacali di questa igiene e di questa sicurezza che noi vogliamo dare. Diciamo che le clienti non hanno assolutamente paura, proprio ho sentito anche i miei colleghi, e sono felicissime perché il parrucchiere è l'isola felice. Infatti una mia cliente dice sempre: toglietemi tutto ma non il parrucchiere, assolutamente. Il ministro della Cultura Franceschini è in pressing sul CTS perché il mondo dello spettacolo possa ripartire. Le regole del gioco, i protocolli sembrano essere particolarmente gravosi e anche in Friuli tra i professionisti del settore c'è qualche perplessità. Tante parole, tante proposte, tante promesse disattese. Il pressing del ministro della Cultura Dario Franceschini sul Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura di cinema e teatri viene accolta con qualche perplessità dai professionisti del comparto anche in Friuli. Il settore dello spettacolo è in una situazione non più sostenibile, ha detto il rappresentante del governo, e al pari della scuola deve essere considerato come un comparto speciale. Siamo felici che finalmente il ministro Franceschini si sia accorto che il settore dello spettacolo si trova in grave difficoltà. Speriamo che non siano parole gettate al vento come tante altre durante questo lungo periodo che ci ha visto soffrire e che ci vede ancora come teatro soprattutto soffrire. Diciamo che la nuova proposta prevede che il pubblico faccia un tampone 48 ore prima di venire a teatro, prevede che la compagnia e il teatro faccia un tampone ogni 72 ore, quindi ogni 3 giorni, che il teatro metta a disposizione le mascherine FFP2, insomma ci sono una serie di restrizioni importanti e soprattutto sempre a carico delle strutture teatrali. Raccontiamo di come avete vissuto quest'ultimo anno, di che cosa avete inventato appunto per sopravvivere. Io credo che la forza del teatro sia la forza delle idee, così abbiamo cercato di creare nuove strade, nuovi percorsi. Abbiamo riallestito qui nel nostro atelier teatrale a Udine un piccolo set dal quale fare i recital teatrali, quindi le proposte online, abbiamo allestito uno studio radiofonico dove mandare in onda i nostri speciali, le nostre trasmissioni sui social e abbiamo iniziato una vera e propria rassegna teatrale di spettacoli per bambini e per adulti sempre legati all'online e legati allo streaming. Speriamo che con la fine di maggio e giugno si possano fare spettacoli all'aperto, con la speranza che poi in autunno si possa riaprire il teatro e possa ripartire la stagione, quella effettiva.
E poi ci sono le scuole, il 50% degli studenti delle superiori ha ripreso a partecipare in presenza alle lezioni, c'erano preoccupazioni per quanto riguarda la tenuta del sistema dei trasporti. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione su Udine. Ripartenza positiva a Udine sia per la scuola che per i trasporti e rispetto a quanto fatto mesi fa non è stato necessario l'intervento dei volontari della protezione civile e delle associazioni combattentistiche ed Arma. Ovviamente l'esperienza che avevamo accumulato ci è servita per poter utilizzare meglio gli operatori della polizia locale e d'altra parte invece i volontari sono impegnati fortemente nella campagna vaccinale. Quindi devo dire che abbiamo comunque registrato un comportamento molto corretto da parte dei ragazzi che evidentemente hanno capito molto bene quanto è importante il rispetto delle regole in questo momento e l'importanza di non sprecare l'ennesima occasione che hanno per dimostrare di saper rispettare le regole e di poter nuovamente contare su una scuola in presenza. Resta invariato il numero dei servizi? Ad oggi la situazione è assolutamente identica a quella che avevamo visto alcuni mesi fa. Non è escluso che possano avvenire delle modifiche nelle prossime settimane, questo dipenderà dalle valutazioni che farà il tavolo tecnico, che è il tavolo che per norma è presieduto dal prefetto e a tutti ovviamente gli organismi interessati. Vedremo se ci dovessero essere delle novità nelle prossime settimane, ovviamente poi andremo a ricalibrare anche i nostri servizi sulla base delle indicazioni che ci perverranno. Il punto sui medici di medicina generale in Friuli Venezia Giulia è stato fatto oggi in terza commissione consiliare. Vediamo. Una revisione dell'accordo nazionale innovazione tecnologica per avere un sistema rafforzato ed essere presente in maniera importante nella salute regionale. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha fatto il punto durante i lavori della terza commissione consiliare sul tema dei medici di medicina generale. La direzione salute ha presentato la fotografia del contesto. Le procedure codificate da norme nazionali possono richiedere anche 8 mesi per la nomina definitiva di un medico di base. Attualmente sono scoperti 20 ambiti che si auspica di poter completare con il bando appena pubblicato. La vera criticità emergerà comunque nel 2025, quando andranno in pensione in quell'anno 79 medici, un dato che arriverà a 471 entro il 2030, e in questa direzione la regione ha raddoppiato da 20 a 40 i corsi di formazione dedicati. Attualmente in FVG è fissato un medico ogni 1300 residenti e ognuno può avere al massimo 1500 assistiti, i pediatri uno ogni 600 residenti tra gli 0 e i 6 anni. Una delle proposte del Consiglio è di ridurre il numero di assistiti. Da contratto nazionale si può arrivare a 1 ogni 1000, ipotesi però che non troverebbe il favore dei sindacati non convocati per l'audizione, ma, ha assicurato il presidente Ivo Moras, saranno incontrati in una nuova seduta. Dorino Favot, presidente FVG di ANCI, ha presentato un sondaggio dove su 52 comuni 37 hanno denunciato di non avere un numero adeguato di medici di famiglia, mentre il presidente dell'Ordine dei Medici regionali Guido Lucchini ha ricordato come ogni paziente si rivolga 27 volte all'anno al proprio medico di base, che effettua una media di 40 visite al giorno per un totale di 12.000 contatti fisici diretti all'anno. I lavori si sono aperti con le opposizioni, che hanno denunciato come la priorità fosse quella di ascoltare le posizioni dei medici anestesisti dopo le polemiche dei giorni scorsi. Riccardi ha sottolineato come tutti saranno ascoltati, vi chiedo però di rispettare il sistema sanitario. Scendono nuovamente i ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva, oggi risultano 75, scendono anche le persone accolte in altri reparti, 493, 17 sono i decessi registrati oggi. Su 6.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 258 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,04%. Su 4.811 test rapidi antigenici sono stati rilevati 113 casi, il 2,35%. Il numero di persone in isolamento è sceso sotto quota 10.000, sono 9.961. E dalle prime ore di entrata in funzione della web app alle 11 di questa mattina erano complessivamente 373 su 4.637 richieste complessive le prenotazioni per sottoporsi alla vaccinazione compiute attraverso il nuovo strumento telematico che è stato messo a punto dalla Regione. A darne comunicazione ufficiale è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi.
È stato condannato in primo grado a 10 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 50.000 euro di multa l'ex brigadiere dei Carabinieri Silvestro Gianblanco, 53 anni, di Buia, a processo per spaccio di droga, peculato e concussione per spaccio di sostanze stupefacenti sequestrate in occasione dei controlli eseguiti al Rototom Sunsplash di Osoppo. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio dal giudice del Tribunale di Udine. Nella sua requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto per lui la condanna a 9 anni e 3 mesi di reclusione solo per alcuni capi di imputazione e l'assoluzione per altri. Difeso dall'avvocato Maurizio Conti, Gianblanco si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Per fare chiarezza sulla sua posizione aveva deciso di affrontare il dibattimento in aula senza patteggiare o ricorrere a un rito abbreviato che avrebbe portato ad uno sconto di pena. La vicenda giudiziaria si trascina da tempo. L'ex brigatiere fu indagato 10 anni fa insieme all'allora comandante del Norm della compagnia di Tolmezzo, Demetrio Condello, che ha già chiuso il suo iter processuale ammettendo le proprie responsabilità. Il prossimo passo sarà il ricorso in appello. Nel frattempo l'ex militare è libero. A Udine è mancato a 85 anni per insufficienza cardiaca Leandro Longo, storico titolare dell'osteria friulana San Pietro in via Lumignacco. La taverna, aperta nel 1907, nel 1929 era passata in mano alla famiglia Longo. Ereditando la gestione dai genitori, Leandro nei decenni era diventato punto di riferimento del quartiere, sia per l'attività che per la sua spontaneità e gentilezza che l'hanno sempre contraddistinto. Venerdì 16 aprile alle 9 si terranno i funerali con partenza dall'ospedale civile. La funzione sarà celebrata direttamente al cimitero di San Vito. Lutto a Paluzza per la morte di Marco Lazzara, macellaio di 49 anni, deceduto per un infarto nella sua abitazione. A dare l'allarme questa mattina è stato il fratello. Lazzara viveva solo e gestiva assieme allo zio Edo la storica macelleria di famiglia, la Lazzara di Paluzza, un negozio aperto dal padre Clemente, anche lui macellaio, mancato qualche anno fa. E versa in gravi condizioni un uomo di 64 anni che questo pomeriggio è stato trovato steso sul divano di casa in via Stella a Tarcento, privo di conoscenza, colpito da un malore. È stato portato d'urgenza in ospedale. Un uomo di Valvasone invece è rimasto vittima di un infortunio domestico. Questa mattina è caduto da 3 metri d'altezza nella sua villa B&B in centro in paese, dove era salito nel sottotetto per verificare i danni causati dal maltempo di stanotte. È stato trasportato all'ospedale di Udine. Nuovi rintracci nel capoluogo friulano. A mezzanotte 5 migranti sono stati identificati dai carabinieri vicino all'ex caserma Cavarzerani, che avevano raggiunto a piedi per chiedere asilo. Altri 3 sono stati individuati in borgo stazione dalla polizia locale. Pioggia e vento forte hanno causato diversi problemi la notte scorsa in provincia di Udine e di Pordenone. I vigili del fuoco sono intervenuti per caduta di alberi a Susans, vicino al cimitero, a San Tommaso di Maiano, piante schiantate anche a Forgari, a Treppo Grande, poi allagamenti di Scantinati, a Cervignano e Lignano, e ancora interventi dei vigili del fuoco a San Daniele, Gemona. È tornata la neve sulle montagne. A Trieste sono state registrate raffiche di bora fino a 100 km/h. Interventi per caduta di alberi nel Friuli occidentale, a Tramonti e Maniago, interventi per allagamenti a Pordenone. Il sindaco di Udine Fontanini avvia l'iter per acquisire un'area del demanio delle forze armate per collegare la città direttamente al Parco del Cormor. La Giunta Comunale di Udine punta sull'ampliamento del Parco del Cormor, sfruttando un'area militare e subentrandone nella proprietà. Oggi la Giunta ha investito il sindaco di aprire i colloqui con le autorità militari per vedere di acquisire questo spazio importante, uno spazio ambientale ancora buono, e quindi ampliare il Parco del Cormor e farlo diventare un tutt'uno, quindi arrivare da Cormor Basso e andare su fino attualmente alla fiera, dove c'è la parte
più utilizzata del Parco del Cormor. Ecco, delimitiamo un attimo i confini di questa parte del Cormor, del Parco del Cormor alla quale è interessato il Comune, e quindi se il Comune diventasse proprietario potrebbe fare più facilmente e più agevolmente degli interventi. Degli interventi innanzitutto permettere alla gente di non più andare su in macchina come attualmente vanno, ma a partire dal centro città e facendo una corsa, una passeggiata, andare su fino alla zona della fiera. Intanto continuano i programmi di efficientamento energetico oltre alla viabilità lenta all'interno del centro storico. In giunta si è parlato di colonnine per il rifornimento delle auto elettriche. 25 colonnine dovrebbe essere, con l'accordo che abbiamo con un raggruppamento di imprese, entro 3 anni. 7 le facciamo quest'anno. Sono in 7 parti della città, cito per esempio Piazza Patriarcato, Via Bassi, Via Piazza Recella e via dicendo. Il cittadino deve sapere che ritrova il posto e c'è la ricarica veloce. Un 2020 con meno introiti e maggiori spese non ha comunque fermato le assunzioni in comune a Udine. Sentiamo. L'emergenza Covid ha comportato per il comune di Udine una diminuzione degli introiti e un incremento di spese. Quanto emerge dal consuntivo 2020 approvato oggi dalla Giunta. Tra le spese sono inserite anche le 80 nuove assunzioni di personale che hanno sostituito altrettante uscite. Bisogna dire però che insomma già nel corso del 2021 dall'inizio dell'anno sono già state assunte 21 persone, oggi proprio abbiamo fatto una sorta di resoconto. Dal 2014 al 2020 è dimezzato praticamente l'indebitamento del comune. Esatto, il comune di Udine diciamo che finanzia i suoi investimenti con mutui ma solamente per l'1%, il resto degli investimenti vengono finanziati in altro modo, con avanzi, con trasferimenti, insomma con altri tipi di contribuzioni, e la percentuale di interessi diciamo pagata è molto bassa, addirittura la norma dice 10% e noi ci aggiriamo intorno all'1,61%. Il quartiere Udine Est di Giusto dice no al centro rifiuti. Vediamo com'è andata la raccolta firme. Sono 1311 cittadini che hanno sottoscritto la petizione proposta da Stefano Salmè per dire no al centro rifiuti a Udine Est. Questa mattina una delegazione del comitato ha consegnato formalmente al protocollo del comune di Udine la petizione. Noi intanto diciamo no all'ipotesi di realizzare un centro rifiuti in quella localizzazione, in un territorio comunale verde, vicino a un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico, lungo una ciclabile, a poche decine di metri dai condomini. L'ipotesi è appunto quello di realizzare un centro rifiuti sull'esempio di quelle già esistenti in via Rizzolo e in via Stiria, in zona artigianale, e quindi farne una terza anche a Udine Est. E oltre questi 1311 cittadini del quartiere di Giusto ci sono anche gli 882 cittadini di San Gottardo che avevano espresso la loro contrarietà quando era stata ipotizzata lo stesso centro rifiuti in viale Forze Armate alle spalle della Chiesa Evangelica. Dopodiché, se si vuole una proposta, noi pensiamo che si possa tranquillamente implementare e rafforzare il lavoro nelle 2 accoppiazzole già esistenti di via Rizzolo e via Stiria, e questo risolverebbe secondo noi la questione. Un porto lontano da casa, un approdo sicuro, così si definisce Stella Maris, centro di ascolto per i marittimi stranieri che opera a Porto Nogaro. Il centro d'ascolto con i suoi volontari si è speso per far ripartire la nave Salix, battente bandiera di Panama, bloccata da mercoledì a Porto Nogaro per alcune irregolarità riscontrate a bordo. Ripartirà in serata verso il Portogallo la motonave Salix, bloccata da mercoledì alla banchina Margaret di Porto Nogaro dopo essere stata sottoposta a fermo amministrativo per una serie di irregolarità rilevate a bordo. Era arrivata dalla Tunisia. Una buona notizia per l'equipaggio dell'imbarcazione, battente bandiera panamense, composto da 8 persone, il comandante, originario dell'Azerbaigian, e poi cittadini russi, ucraini e turchi. Per verificare la situazione, ieri sono saliti a bordo il comandante della Guardia Costiera di Porto Nogaro, il tenente di vascello Roberto Cerruti, un ispettore dell'ITF, la Federazione Internazionale dei Lavoratori del Trasporto Marittimo, e Monica Garzitto, referente di Stella Maris, il centro di ascolto aperto dalla Caritas diocesana
zona di Udine a Portonogaro per assistere il personale marittimo straniero presente a bordo delle navi mercantili in transito allo scalo friulano. Il personale a bordo, riferisce Garzitto, ha sanato tutte le irregolarità riscontrate durante i controlli, ma ieri non ha superato l'esercitazione antincendio. Oggi il test è stato ripetuto e ha avuto esito positivo, così la nave è stata rilasciata. L'ispezione alla Salix, fa sapere Garzitto, ha consentito anche di rilevare come l'equipaggio riceva una paga ben più bassa rispetto agli standard definiti dai contratti di lavoro marittimo. L'ispettore ITF ha così contattato l'armatore e l'ufficio che si occupa dei salari si è impegnato a sanare la situazione. Al centro d'ascolto Stella Maris di Portonogaro, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, accedono ogni anno tra i 600 e i 650 lavoratori marittimi stranieri. Nessuno parla di loro, dice la referente, ricevono salari bassissimi e vivono e lavorano per mesi interi in condizioni a volte disumane, lontani dalle famiglie, con le quali non hanno contatti. I volontari di Stella Maris ascoltano le loro storie, mettono a disposizione la connessione gratuita perché possano chiamare casa e soprattutto si informano sulle condizioni a bordo, facendosi carico di segnalare situazioni particolari alle autorità competenti. Viene offerto anche supporto spirituale con un cappellano che sale nelle imbarcazioni per incontrare chi lo richiede. Il centro Caritas è venuto per la prima volta in contatto con questa realtà dei marittimi ancora nel 2008. Una nave dove a bordo c'erano 3 birmani e 2 russi è stata abbandonata per ben 6 mesi. Quindi ci si è trovato per la prima volta a contatto con una realtà completamente diversa. La cosa molto positiva è stata che la comunità di San Giorgio, dal momento in cui si era capito la difficoltà di queste persone, si è subito attivata confrontandosi anche proprio con la Caritas. Ed è così che nel 2009 nasce la Stella Maris qua a Portonogaro, un porto lontano da casa, un approdo sicuro. Campane mute di notte a Erto e scoppia la rivolta dei parrocchiani. Le campane di Erto di notte da più di un mese non suonano più. Davano fastidio ai turisti che alloggiavano nelle strutture ricettive e così una di queste ha fatto partire una segnalazione per il rispetto della quiete notturna, appellandosi alla legge. Anche l'Ave Maria è stata spostata dalle 6 alle 7 del mattino, solo che i rintocchi del campanile della chiesa di San Bartolomeo accompagnano da sempre la vita degli ertani, che rivogliono lo scandire del tempo e per questo hanno scritto una lettera al vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini. A firmarla sono stati praticamente tutti, più di 200 persone, tra i quali il sindaco Antonio Carrara, anche lui colpito dal mutismo imposto alle campane, pur consapevole del rispetto della legge. Nella lettera i parrocchiani si rivolgono al vescovo chiedendo di provare a risolvere la situazione. Per noi a Erto le campane, il campanile, sono un simbolo. Il campanile di Erto sta sullo stendardo comunale assieme alla frana del Vajont. Sono un simbolo della comunità che è ritornata in paese dopo il disastro del Vajont, perché per noi quel rintocco è il battito del cuore ertano. Se il cuore si ferma c'è qualcosa che non va in paese. Se le campane tacciono siamo noi ertani che stiamo in silenzio. I rintocchi notturni per noi sono una compagnia. I parrocchiani si stringono anche attorno a Don Eugenio, che sta cercando anche lui di provare a trovare una soluzione al problema. Il vescovo dal canto suo sta approfondendo la questione, intanto invita gli ertani a dialogare per trovare una soluzione tra loro, senza poter imporre nulla dall'alto. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra poco vi ricordo tutte le news sportive. In primo piano la situazione di Deulofeo che è stato operato e che di fatto rivedremo in campo solo l'anno prossimo. Subito dopo Sport FVG, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci. Devo rifare anche il lancio del primo servizio? No. Che c'era il nero dietro? Sì, va bene, dai, fai quello. Dai.